nuovo in diretta con Focus TG, grazie molte all'onorevole Alberto Stefani, vice segretario federale della Lega e segretario della Lega qui in Veneto. Grazie. Grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori. Grazie tante. Allora, continua il confronto con gli alleati, con Fratelli d'Italia. La Lega insiste nel dire che spetta alla Lega in sostanza, no? la candidatura per le prossime regionali, per la presidenza delle prossime regionali, nel caso in particolare che il Presidente Zaia non possa avere un altro mandato. Parte una raccolta di firme proprio con questo motto, squadra che vince non si cambia, no? Sì, inizia questa raccolta firme, questo perché noi vogliamo chiedere ai veneti cosa ne pensano. Per la Lega è fondamentale ascoltare la voce dei cittadini di questo territorio. Lo facciamo con oltre 300 gazebo che partiranno già questo weekend, nella maggior parte poi il prossimo weekend, quindi il primo weekend di febbraio, e cercheremo di ascoltare quello che i veneti ci dicono, anche in particolare con riferimento a questa regione. Fondamentalmente noi facciamo leva anche su un fatto concreto: 159 sindaci, 1178 amministratori, oltre 300 sezioni, oltre 11.000 tesserati, ma soprattutto una storia amministrativa importante qui in Veneto. Io sono assolutamente consapevole che il voto territoriale sia una cosa completamente diversa dal voto politico nazionale. Ci sono tantissimi cittadini veneti che mi dicono: noi a livello nazionale abbiamo votato Fratelli d'Italia, ma a livello locale, a livello territoriale noi vogliamo fidarci delle persone di cui votiamo e scegliamo la Lega, un patrimonio di amministratori importante, affinato negli anni. Non c'è nessun astio nei confronti di Fratelli d'Italia, nei confronti di Forza Italia. Semplicemente il fatto che riconosciamo nella Lega una storia amministrativa importante, fatta di fiducia, di rapporti personali, perché poi quando si tratta di risolvere il problema, che sia a livello comunale, provinciale o regionale, devi sapere a chi bussare la porta, devi avere qualcuno che ti conosca, che conosca il territorio, che sappia quali sono le aspirazioni di questo territorio e che sappia dove sono i problemi. E chi meglio di chi ha amministrato questo territorio, ormai possiamo dirlo da quasi 30 anni, perché noi abbiamo quasi 200 sindaci, quindi possiamo dire che quasi la metà dei comuni del Veneto hanno un sindaco della Lega, in altri casi, nella stragrande maggioranza degli altri casi, la Lega è in maggioranza. Chi meglio di chi amministra questo territorio può conoscere dove stanno i problemi e può conoscere come risolverli. Il rapporto territoriale che c'è tra gli amministratori della Lega e i cittadini del Veneto per noi è un patrimonio importante, è quella prossimità che contraddistingue il nostro movimento politico dagli altri. Questo ci dice la gente di centrodestra, e questo è quello che noi vogliamo interpretare in vista delle prossime elezioni regionali. Ecco, onorevole Stefani, intanto la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata, quindi della legge Calderoli. Questo per la Lega in questo momento rappresenta, un'altra spinta verso l'impostazione che lei stava enunciando prima? Sì, direi che è una grande notizia, non tanto solo per la Lega, ma soprattutto per i veneti. I veneti non avranno più il problema del referendum abrogativo, quindi di questo ostacolo che oggettivamente si sarebbe frapposto tra la legge quadro e il percorso di autonomia e il futuro di questa devoluzione di competenze. C'è anche da ricordare che questo referendum sarebbe stato votato in tutta Italia e quindi avremmo dovuto iniziare una campagna referendaria informativa così vasta da probabilmente rallentare anche il percorso dell'autonomia. Qualora il referendum avesse raggiunto il quorum, inoltre la legge quadro sarebbe stata abrogata e quindi avremmo dovuto probabilmente interrompere questo percorso. Noi invece ora, con il fatto che il referendum non si celebrerà, avremo 6 mesi in più di tempo che ovviamente dobbiamo investire per la devoluzione prima delle materie non LEP e poi per le materie attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, quindi un percorso che continua. Ricordo anche
ai telespettatori che l'anno prossimo sarà l'anno del federalismo fiscale, e non lo dice la Lega, lo dice il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza che abbiamo firmato. Entro il 2026 una delle milestone, quindi una delle pietre miliari del PNRR, è il raggiungimento della riforma del quadro fiscale subnazionale, cioè il federalismo fiscale che noi proponiamo da anni. In parte l'abbiamo raggiunto per quanto riguarda i comuni, per le regioni invece siamo ancora, possiamo dire, all'anno zero, e questa grande svolta federalista, quindi la capacità di trattenere i tributi presso il proprio territorio, è la vera grande riforma fiscale territoriale che noi saremo in grado di attuare. Quindi il passaggio da una finanza derivata, quindi per cui i trasferimenti arrivano direttamente dallo Stato e sappiamo poi come vengono erogati e senza particolari criteri, a una finanza invece di primo grado, quindi una finanza che resta nel territorio, tributi che restino nel territorio, nei comuni, nelle province, nelle regioni, magari anche col ripristino delle province ad enti di primo livello che riannodino un circuito tra cittadino e consigliere provinciale, assessore provinciale, presidente della provincia. Oggi abbiamo delle province in cui la gente non conosce chi è stato eletto perché vengono elette dai consiglieri comunali. Quindi una politica che parla a se stessa. Noi dobbiamo portare la politica a parlare con i cittadini. Io ho fatto il sindaco del mio comune e so quanto sia importante che il cittadino abbia il rapporto diretto, che ti possa telefonare, che possa venire in ufficio a segnalarti i problemi. Questa è la vera politica. Non è una politica fatta dietro a uno schermo di un telefonino o dietro allo schermo di un computer. La politica è territorio, è stretta di mano, è conoscenza, è prossimità, è vicinanza al proprio territorio, è vicinanza alla tua comunità. Questo per me significa fare politica, questo significa fare politica per la Lega, e questo è il modello che noi vogliamo intraprendere nelle province e in regione. Lei è anche presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo e per l'autonomia, si è speso tantissimo, davvero direi un caso più unico che raro, perché voci a difesa dell'autonomia ne abbiamo dal Parlamento, ne sono arrivate francamente molto poche. Sui tempi, no? Il nuovo presidente della Corte Costituzionale, Amoroso, ha detto è un edificio che a questo punto il Parlamento deve costruire un piano dopo l'altro. C'è il rischio che in Parlamento ci possa essere il tentativo non solo magari di rallentare il tutto, ma addirittura di annacquare questa riforma? Ma in realtà devo dire che la legge quadro, ovviamente portata avanti dalla Lega con grandissime difficoltà, le ricordate prima lei direttore, e le abbiamo vissute nell'aula parlamentare perché sono state ore e ore di seguito, se i telespettatori probabilmente ricorderanno, di audizioni, di discussione generale, poi di votazioni. Siamo riusciti ad arrivare all'approvazione di questa legge quadro. Nei prossimi giorni ho sentito anche il ministro Calderoli, proseguirà la devoluzione delle materie non LEP, poi ci sarà un passaggio parlamentare che la Consulta ci ha chiesto di fare sui livelli essenziali delle prestazioni, che avevamo messo in conto nelle audizioni, nella bicamerale. Lo stesso ministro Calderoli aveva preannunciato questa possibilità. Io credo che questa possibilità venga colta da questo governo di centrodestra, perché per la prima volta nella storia, grazie anche a questa riforma, si sta discutendo di LEP, che il federalismo fiscale, che è quello che abbiamo deciso negli anni scorsi, prevedevano. L'Europa prevede che noi dobbiamo raggiungere questi LEP. La nostra Carta Costituzionale ci dice che lo Stato prima o poi deve determinare un livello essenziale sotto il quale lo Stato non potrà andare. Noi invece stiamo continuando, abbiamo continuato per anni a fare in modo che questi LEP non esistessero. Quindi lo Stato non determina qual è il livello essenziale delle prestazioni. LEP significa questo, il livello essenziale delle prestazioni. Grazie a questa riforma i LEP saranno in tutta Italia, quindi ne beneficeranno anche le regioni del centro-sud. E io sono convinto che una maggioranza di centrodestra che guarderà l'efficienza, perché poi i LEP garantiranno anche un'efficienza, capiremo se le risorse che vengono date dallo Stato alla regione o le risorse che resteranno alle regioni qualora sarà attuato il federalismo fiscale saranno gestite bene, e quindi per il raggiungimento di quel livello della prestazione, o se invece non saranno gestite bene. E questo cosa significa? Significa che chi vorrà assumersi delle responsabilità
Chi invece è abituato a assumersi delle responsabilità vorrà portare avanti questa riforma, perché sa che quelle risorse saranno gestite bene, saprà come gestire quelle risorse. Chi non vuole l'autonomia, chi non vuole i livelli essenziali delle prestazioni, chi non vuole questa grande riforma, significa che non vuole assumersele queste responsabilità, che preferisce che i soldi gli arrivino a pioggia dallo Stato, che non ci sia un controllo su come questi soldi vengano gestiti e che i cittadini possano riconfermarlo vita naturale durante, perché non hanno nessuno strumento per capire come quei soldi sono stati impiegati. L'efficienza dice un'altra cosa, dice che i cittadini devono sapere dove vanno a finire i soldi delle loro tasse, significa che i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti a tutti i cittadini. È una svolta importantissima. Capisco che magari qualche termine tecnico potrebbe allontanare magari il cittadino dalla comprensione o dalla reale capacità poi di capire l'importanza di una riforma come questa, ma è una riforma fondamentale. Senta, onorevole Stefano, una curiosità personale, noi in attesa che arrivi un'autonomia compiuta. Questo è uno Stato che rendiconterà tutti i miliardi che sono arrivati dal PNRR, perché lei da sindaco come tutti i sindaci ha sempre diciamo, specificato anche i centesimi dell'utilizzo di risorse pubbliche. Questo avviene nelle amministrazioni locali, dovrebbe avvenire dappertutto. Sapremo un giorno precisamente come sono stati investiti questi enormi risorse? Questo sì, perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza impone questa rendicontazione. Poi possiamo valutare che scelte sono state fatte, magari anche se alcune misure che sono state adottate negli anni scorsi siano state davvero efficaci e soprattutto abbiano portato dei benefici. Penso al super bonus, che per me è stata una vera follia, perché sono stati investiti miliardi di euro, fondamentalmente 2 finanziarie dello Stato, probabilmente anche altre, perché saremmo costretti a pagare questo debito che ci è stato lasciato, senza portare grandissimi benefici al nostro Paese, probabilmente tutelando anche chi poteva permetterselo, aveva delle garanzie insomma, che poteva ovviamente usare. Io credo che il super bonus abbia oltre a questo anche ingolfato il mercato e abbia spinto il mercato a dei prezzi molto più alti rispetto a quelli reali, proprio perché quando tu inietti liquidità nel sistema troppo spesso senza un reale controllo, poi i prezzi salgono, perché ovviamente c'è chi ci guadagna. Questo l'hanno visto tutti, insomma, se si va a realizzare una casa oggi e realizzare una casa soltanto 3 anni fa, le spese sono completamente diverse, probabilmente anche questo ha contribuito in maniera pesante. Detto questo, credo che le priorità dei cittadini in questo momento siano ben altre e sia anche la tutela del lavoro. Noi avremo davanti una sfida importantissima nei prossimi 10 anni, quella dell'intelligenza artificiale applicata al lavoro, e noi dobbiamo investire risorse affinché questa sfida sia una sfida capace di essere sostenibile per i cittadini del Veneto. Sul tema della sanità c'è bisogno di investire, sul tema del sociale c'è bisogno che lo Stato investa. I comuni sono alle prese in questi giorni con le rette dei minori in comunità, che costano cifre folli per un bilancio comunale e rischi di bloccare la spesa corrente di un ente locale. Noi in finanziaria, grazie a un mio emendamento, abbiamo inserito 100 milioni di euro per i comuni. Non sono sufficienti, serviranno ancora molti di più, ma è un tema che i sindaci conoscono benissimo e che rischiano di pesare tantissimo poi anche per quanto riguarda l'erogazione di servizi. Quindi direi che dovremmo concentrare l'attenzione sulle vere esigenze di questo Paese e allontanarci magari da scelte spot che in realtà fanno male poi al futuro delle casse dello Stato. Ecco, in questa fase preelettorale si voterà con tutta probabilità nell'ottobre di quest'anno, non corre buon sangue tra alleati, in particolare tra Lega e Fratelli d'Italia. L'ultimo episodio di cui parlano oggi i giornali è
lo scontro o confronto tra il sindaco di Treviso Mario Conte e il ministro Carlo Nordio, che ha detto Treviso è una città insicura. Pochi giorni prima il sindaco, sia pure dopo episodi di violenza, aveva detto sì, succedono anche qui, si compiono dei reati, ci sono le bande, le baby gang eccetera, però Treviso resta una città sicura ed è stata interpretata questa uscita del Guardasigilli come una dichiarazione politica, quasi a voler indebolire il primo cittadino e la Lega. Ma premesso che è facile dar la colpa ai sindaci, no? Perché poi in realtà non è che un sindaco può favorire la nascita di baby gang e cose di questo tipo, c'è una situazione molto più complessa. Tra l'altro ho visto qualche minuto fa che Nordio è tornato un po' sui suoi passi e ha detto in realtà io non volevo prendermela col sindaco perché sono problemi sedimentati nel corso degli anni. Io credo che Mario Conte sia un grandissimo sindaco di Treviso, tra l'altro riconfermato con una stragrande maggioranza e una forte posizione della Lega e della sua lista civica, quindi segnale anche elettorale che i propri cittadini si fidano di Mario, della sua squadra, che è veramente una squadra importante. Io li conosco praticamente tutti e posso confermare che hanno delle qualità politiche e amministrative importanti per la città di Treviso. Insomma, i trevigiani non hanno votato a caso perché sono persone assolutamente preparate e competenti, conoscono la propria città. Ci sono problemi che derivano anche negli anni, insomma, ecco, e quindi questo è un problema che riguarda tutti i comuni, riguarda anche i piccoli comuni, quello delle baby gang e dell'insicurezza. Serve anche una maggiore effettività della pena, soprattutto in questi casi. Io continuo a pensare che il Parlamento debba decidere alcune priorità della politica criminale e debba dare delle priorità anche per quanto riguarda determinati procedimenti giudiziari, perché momenti diversi, periodi storici diversi richiedono scelte e politiche criminali diverse e in questo momento l'insicurezza nelle città è una priorità per tutti i comuni italiani e quindi sarebbe doveroso che nell'ambito di una riforma della giustizia si tuteli anche la necessità di dare priorità a determinati procedimenti giudiziari e quindi una corsia preferenziale per fenomeni di insicurezza urbana che purtroppo rappresenta uno dei principali problemi che hanno i sindaci. È chiaro che si farà di tutto per tutelare questa situazione, per garantire maggiore sicurezza nelle città. È importante pensare che però questo avviene a livello integrato, quindi comune e governo. Non è pensabile che un comune da solo possa risolvere un problema derivante dall'insicurezza urbana. Serve un coordinamento e quindi benvengano le parole del ministro Nordio di qualche minuto fa che hanno insomma fatto chiarezza su questo senza alcun contrasto nei confronti di Mario Conte e della sua squadra, che stanno amministrando bene Treviso e continueranno insomma lungo questa direzione. Onorevole Stefani, grazie molte. Ricordiamo ancora per quanto riguarda la raccolta firme, si inizia questo sabato, però poi il grosso arriverà il weekend. Sì, questo sabato ci saranno i primi gazebo, poi dal prossimo weekend inizierà una grande gazebata in tutte le sezioni e quindi in tutte le piazze dei nostri comuni. Chi vorrà dare fiducia a questo movimento, chi vorrà dire continuiamo questa grande storia con Luca Zaia, con la Lega e con questa squadra di amministratori, potrà farlo liberamente e magari anche confrontarsi con noi, perché ci saranno anche i rappresentanti istituzionali in campo, quindi potranno parlare direttamente con noi. La Lega del Veneto deve essere un partito che parla con i propri cittadini e quindi consiglieri regionali, assessori regionali, parlamentari saranno in piazza, saranno a conoscere i propri elettori, a conoscere i propri cittadini. Questo è il rapporto che noi vogliamo instaurare, non chiuderci in un salotto romano ma essere in piazza in mezzo alla gente. Questa è la Lega del Veneto e deve essere così per sempre. Grazie molte all'onorevole Alberto Stefani, grazie. Buon lavoro e a presto. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Una
Una notizia importante: dal 1° febbraio del 2025 scatterà in tutto il Veneto l'esenzione dal pagamento del ticket per le vittime di violenza. Lo ha disposto la Giunta regionale. Parliamo di tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal pronto soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita. Con questa decisione di civiltà, sottolinea la Regione, siamo vicini alle persone che subiscono violenza. Infatti l'esenzione riguarderà l'intero percorso di cura successivo alla dimissione dal pronto soccorso. Le donne colpite da questi terribili traumi hanno anche necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni e questo è un modo per creare fiducia e dare aiuto. Si è concluso un viaggio avventuroso di due collaboratori di Media Nord-Est, Edo e Seba, che sono andati in Africa in moto e hanno attraversato praticamente tutto il continente nero. Vediamo il servizio di Alex Giuliano. Quando sono partiti a metà settembre, tutti si sono fatti la stessa domanda: ce la faranno? A distanza di 4 mesi la risposta ce la danno direttamente Edoardo e Sebastiano. Siamo arrivati al punto più a sud dell'Africa e sì, ce l'abbiamo fatta, le moto ce l'hanno fatta e siamo arrivati al termine di questo meraviglioso viaggio. Missione compiuta, la sfida di Africa Plastic Road è vinta e i vincitori sono loro, Edoardo Alberti e Sebastiano Busolin, i due reporter che il gruppo Media Nord-Est ha seguito chilometro dopo chilometro lungo il viaggio in 14 stati e quasi 30.000 chilometri in moto per documentare la situazione legata all'inquinamento da plastica nel continente nero. È la fine del viaggio, ma non è la fine del progetto. Africa Plastic Road continuerà e cercheremo di portarlo avanti anche se a distanza. È una sensazione un po' strana arrivare qui in fondo, almeno per me. Io ho sempre pensato che la fine era lontana e in realtà mi sono reso conto qualche giorno fa che la fine stava arrivando. Un reportage che ha fatto luce su tanti aspetti tenuti colpevolmente al buio, dalla profonda piaga umana e ambientale della discarica a cielo aperto di Mombasa in Senegal, dove intere popolazioni vivono da anni in mezzo ai rifiuti, fino ai giganteschi falò di spazzatura e plastica lungo le coste dell'Angola e della Namibia. Immagini, storie e testimonianze che sono destinate a cambiare la nostra consapevolezza e a smuovere le coscienze. È finito il viaggio ma non è finita l'avventura, bisogna ancora spedire indietro le moto. Beh, una soluzione in Africa si trova sempre. Quindi... Esatto, come abbiamo imparato, una soluzione si trova sempre. In un modo o nell'altro. E loro, Edo e Seba, l'hanno sempre trovata. Complimenti e davvero poi praticamente ci hanno offerto la possibilità di avere proprio un bel reportage da quelle zone anche molto insidiose. Stasera Focus alle 21:15 con gli ospiti Raffaele Speranzon, Luigi Calesso, Gianluca Colusso, Isabella Dotto, Guglielmo Liut, Gennaro Marotta, Pietrangelo Pettenò e Massimo Venturato. Vi aspettiamo, non vi perdete l'appuntamento con Focus alle 21:15. Grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia e Andrea Basso e buona giornata.